far vivere bene i nostri cittadini. La cultura è fondamentale per la crescita di un paese. Questa è una lista per amministrare in un nuovo modo. Questi sono gli slogan dei 3 candidati che il 6 maggio si sfideranno per sedersi sulla poltrona di sindaco di Zenson di Piave. Gianfranco Boscato, 69 anni, è imprenditore nel ramo immobiliare. Queste le priorità che elenca per i suoi concittadini. Attaccare un attimino l'aspetto fiscale. Noi sappiamo che fra poco parte l'IMU su tutti i fabbricati, la tassazione è ormai arrivata a livelli astronomici. La seconda priorità è quella della sicurezza, la terza cosa è la viabilità, dove noi, non avendo la possibilità di avere vicino grandi vie di comunicazione, dobbiamo toccare l'argine di San Marco, al quale è di proprietà della provincia e che non è mai stato messo mano dagli ultimi 20 anni. Mario Cincotto, sindaco uscente e medico di base. Queste le priorità che elenca per ottenere il secondo mandato. Il mio progetto iniziale, principale, sarà quello della ristrutturazione dell'asilo infantile, della scuola materna. Sviluppare tutte le scuole di ogni ordine e grado, mettere a posto la biblioteca, poi passare al sociale. Il sociale, specialmente guardare i nostri anziani, le persone in questo momento che hanno dei problemi economici. Luciano Scattolin ha 62 anni e per 39 è stato dipendente del comune. Questi i punti sui quali conta per avere la fiducia dei suoi concittadini. Vedremo subito i conti del bilancio. E poi attenzione ai meno fortunati. Assistenza sociale, in particolare riguardo agli anziani, politiche familiari e disagio giovanile. Poi metteremo mani anche sulle politiche fiscali, naturalmente dopo anche in materia urbanistica e lavori pubblici, per quanto ci è possibile.